Anche a Capodanno, così come già fatto per il giorno di Natale, le emittenti locali televisive associate al circuito dell'Arrea, tra cui TVA, Televideo Agrigento, che trasmette in Sicilia sull'LCN 92 e in streaming sul sito televideoagrigento.tv, avranno la possibilità di vedere in contemporanea in tutto il territorio italiano il concerto di Capodanno alle ore 10 del mattino. A eseguirlo l'Orchestra Filarmonica Solisti di Radio Veneto 1, diretto dal maestro Giorgio Sini, con l'esecuzione di brani di Gioacchino Rossini, La Gazzaladra, Mendelssohn, Johann Strauss su Bel Danubio Blu, la marcia di Radeschi, mentre alle ore 10, sempre del giorno 1, a reti unificate alle ore 13, sarà trasmesso l'Ave Maria di Schubert, cantato dal soprano Alessandra Dusian dei Chalice, con il messaggio ai propri ascoltatori di unirsi alla preghiera del Santo Padre Papa Francesco per salvare l'umanità della cruenta pandemia del Covid-19. Il Santo Padre è stato informato dell'iniziativa portata avanti dalle TV locali dell'Arrea. Intanto arrivano attestati di stima e di solidarietà da parte di operatori culturali della società civile a sostegno delle emittenti televisive locali per la paventata chiusura e per il comportamento avuto dalle autorità locali verso il settore, privilegiando grazie al DPR 146-17 solo le prime 100 emittenti televisive nazionali, tra queste quelle dell'operatore culturale Giovanni Costanza, del presidente Fabrizio Raso, del Centro Consumatori Italia-Sicilia. Giovanni Costanza afferma: TV locali, quale sarà il loro futuro? Nel 1971 a Biella nasce la prima TV privata italiana che trasmetteva via cavo. Nel 1974 la Corte Costituzionale, afferma Costanza, dà via libera a tutte le TV private di trasmettere via cavo. Nel 1976 sempre la Corte Costituzionale dà il via libera a tutte le TV private di trasmettere via etere, però solo nell'ambito locale. Ecco che da allora nella nostra provincia di Agrigento, afferma Costanza, nascono tante TV private quali TVA, Teleacras, Agrigento TV, Studio 98, TV Europa, TRC. Da allora le nostre TV locali hanno saputo documentare e raccontare molto del nostro territorio, hanno saputo narrare la storia di ogni cittadino libero di esprimere il proprio concetto entrando in ogni casa degli agrigentini e in quelle di tutta la Sicilia. Dopo aver assistito a diversi assetti legislativi e determinato un profondo cambiamento con spese molto sostenute come il passaggio al digitale, dedicando le nostre energie a misurarsi con il diritto all'informazione in modo onesto e corretto e con un impiego di personale che abbiamo assunto e formato, oggi ancora una volta, afferma Costanza, il governo è propenso a ridurre ulteriormente i finanziamenti per le TV locali, col rischio serio di chiudere e privare molta gente del diritto all'informazione locale, vitale e insostituibile. No, non è corretto, si rischia di chiudere ingiustamente e licenziare anche i giornalisti, alcuni di una certa età, formati, e mandarli per strada da eterni disoccupati. Intanto interviene anche Fabrizio Raso del Centro Consumatori Italia-Sicilia, nella persona del suo presidente, esprime solidarietà alle emittenti televisive locali e manifesta un forte disappunto sul mancato ristoro per le conseguenze dell'emergenza Covid-19 alle suscitate da parte del governo nazionale. Riteniamo che sia in gioco la sopravvivenza del pluralismo dell'informazione locale, continua Raso, settore già provato da una lunga crisi dovuta al restringimento del mercato pubblicitario e della riduzione drastica o addirittura dell'abolizione dei fondi pubblici a sostegno. Pertanto si profila la scomparsa della piccola emittenza radio TV che quotidianamente fornisce l'informazione locale, che normalmente viene snobbata dai grandi network televisivi. Tale pericolo comporterà per Raso gravi conseguenze sulla libertà e sul pluralismo informativo. Quindi, conclude Raso nel suo comunicato stampa, facciamo appello alle forze politiche che si facciano concretamente carico della problematica che rappresenta un punto importante per la democrazia partecipata del Paese.